L'affresco delle virtù raccontate da Petrarca a fare da cornice alle foto dei vincitori della terza edizione del premio dedicato a Goffredo Parise, giornalista e scrittore che da Vicenza vagò per il mondo intero per poi scegliere la riva del Piave per la sua ultima dimora. Terza edizione che ha visto nella splendida cornice del Teatro Trevigiano dal Monaco 4 premiati. Per il reportage televisivo Lisa Iotti, volto di presa diretta su Rai 3. La televisione, come diceva Parise, è una grande possibilità che ci dà di parlare per immagini. No, non credo che ci siano qualcosa che vale di più, qualcosa che vale di meno. Certo, fare inchiesta in televisione è diverso che farla sui giornali. Ex aequo i premiati per il reportage su carta stampata, ad Antonio Armano e Antonio Castaldo. Il primo ha raccontato l'immigrazione delle badanti. Il mondo dell'immigrazione è silenzioso, meno visibile rispetto a quello dei barconi che sbarcano a Lampedusa o nel Mediterraneo, è un mondo invisibile ma che comunque nasconde una sofferenza sia dalla parte ucraina, ovviamente, di queste persone che abbandonano la famiglia e diventano delle schiavi domestiche, sia anche dalla parte italiana, perché non dimentichiamoci che senza di loro tutta l'assistenza degli anziani in Italia non starebbe in piedi. Diverso più vicino alla nostra terra è il tema dell'altro reportage premiato, protagonisti gli alberi abbattuti in Cadore dalla tempesta Vaia. Il rapporto dell'uomo con la natura dopo una ferita di questo tipo forse si diventa più caldo, più vicino, ed è forse per questo che andare a ripercorrere i sentieri che prima Buzzati e poi Ermanno Olmi hanno fatto proprio in quelle zone poi devastate dal vento tremendo dell'anno scorso poteva avere un senso e dare anche un'indicazione magari per il futuro. Premio speciale per il giornalismo d'inchiesta, che per questo vive sotto scorta. È il caso di Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica che da anni scrive e indaga sul ritorno del fascismo e del nazismo in Italia. Dove andrebbe oggi Parise e qual è il Vietnam di oggi? Il Vietnam di oggi è il nostro paese, dove non c'è una guerra in atto, ma dove secondo me ci sono dei fenomeni di conflitto, di odio, di rabbia, di violenza, che per anni sono restati silenti. Io penso che Parise oggi andrebbe forse nel profondo Veneto, andrebbe forse a scavare lì oggi, perché forse si accorgerebbe che non c'è bisogno di fare molti chilometri per raccontare un mondo che è un mondo anomalo.